Gli imprenditori siciliani hanno definito drammatica la situazione sui bandi europei emanati dalla regione siciliana, con il rischio concreto di perdere oltre 350 milioni e di restituirli a Bruxelles. Sono fondi erogati dall'Europa alle imprese siciliane che rischiano di essere stornate e dirottate altrove. Sono fondi europei del POFESR, i cui bandi sono stati pubblicati nel 2017. A distanza di quasi 2 anni, su un totale di 1.215 progetti dichiarati ammissibili, risultano 54 mandati di pagamento, di cui 21 effettivamente erogati a titolo di anticipazione. Nel frattempo le imprese hanno speso denaro a vario titolo, anticipando le somme, molti per le fideiussioni chieste preventivamente dalla Regione. Una situazione definita disastrosa dagli imprenditori siciliani, che hanno partecipato ai bandi dell'assessorato regionale alle attività produttive guidato da Mimmo Turano. Ed infatti l'assessore Turano dichiara: dopo aver superato alcune criticità di carattere amministrativo a livello regionale, siamo in grado di erogare i finanziamenti alle imprese, faremo immediatamente l'impossibile per recuperare i ritardi. Da un'indagine del Sole 24 Ore si rileva infatti un duplice effetto. Da un lato non vengono erogati i contributi promessi, dall'altro procedure farraginose e poco chiare impediscono alle aziende di procedere con l'investimento. Si tratta nello specifico di aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili. Su 200 progetti ammissibili sono state firmate 100 convenzioni, ma solo 11 aziende hanno ricevuto pagamenti a titolo di anticipazione. Altri contributi prevedono incentivi a supporto della nascita di nuove imprese ed anche in questo caso i progetti ammissibili sono 280 ed i pagamenti fatti, sempre a titolo di anticipazione, solamente 10. Ed in ultimo si prevedono interventi per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale. 180 progetti ammissibili, ad oggi nessun pagamento fatto. Speriamo che la politica trovi soluzione e dia respiro alle imprese per far crescere l'economia e lo sviluppo nell'isola, invece di essere considerata fanalino di coda tra le regioni italiane.